Buonasera a tutti, siamo arrivati alle ambite semifinali. Lo so che siete curiosi, ma dovete attendere ancora qualche minuto. Oggi si esibiranno 4 tra gli 8 concorrenti che si sono aggiudicati le semifinali. E anche oggi voi avrete il compito di votare il vostro preferito. Potete votarlo da ora mandando una mail a band@thegroovefactorycontest.it. Insieme al vostro c'è anche il voto della giuria. Vi ricordo chi sono i nostri giudici. Cindy, cantante professionista per Cindy's Project. Ha partecipato al programma di Italia 1 Operazione Trionfo. Alessio, batterista di professione e direttore della The Groove Factory Music Academy. Alessandro, conoscitore della storia della musica moderna, musicista per passione e imprenditore. Bene, è arrivato il momento. Andiamo a conoscere assieme i nostri 4 semifinalisti. The High, Heroes Die Too, Only for Two Nights, Soquadro. Eccomi qua con la prima band di oggi, i DI. Ciao ragazzi. Ciao. Che effetto vi fa essere in semifinale? Non ce l'aspettavamo e quindi siamo molto felici di essere qua e siamo belli carichi, penso. Molto carichi. Qua stanno ancora dormendo, poi si caricheranno dentro. Ditemi com'è cambiato il vostro percorso musicale da quando siete stati qui al contest. Beh, in linea di massima abbiamo mantenuto lo stesso percorso, abbiamo continuato a ricercare delle sonorità particolari come facevamo prima, che esulano un po' dalla canzone che abbiamo portato l'altra volta, che è un'eccezione diciamo nella nostra scaletta, e siamo andati avanti creando canzoni, andando avanti con il nostro progetto che avevamo iniziato ancora l'anno scorso. E infatti oggi portate il secondo brano inedito. Sì. Parlatecene un po'. È una canzone di cui il testo viene fuori dal nostro batterista, è una canzone che si è ispirata alla gente che lotta per degli ideali di libertà, quindi sì, testi già magari studiati da altre persone, già rivisitati da altre persone, ma a cui abbiamo voluto aggiungere delle sonorità particolari, prendere delle sonorità classiche, mischiarle a quelle metal e far venire fuori una cosa che non fosse sempre il solito tran tran. Poi che ci siamo riusciti o no deciderà il pubblico. Per noi era molto particolare, quindi rispetto alle altre che avevamo creato, quindi abbiamo deciso di portare questa al contest, sperando che piaccia, sperando che faccia effetto e basta. Siete emozionati? Siete pronti per l'esibizione? Certo che sì, carichissimi. carichissimi. Bene. Andiamo a vedere i DI. Ciao! Ciao. I'm dead, I'm alive.
fatta. Ragazzi, com'è andata? Bene. Speriamo, insomma. E ci siamo divertiti molto più l'altra volta perché eravamo, ormai conoscevamo l'ambiente, eravamo più tranquilli, quindi ci siamo buttati di più e speriamo di esservi piaciuti. Sono stati degli errori? Avete dei rimpianti per questa esibizione? Io speravo di arrivare con una voce un po' migliore sinceramente, però no, dai, sono contenta di essere riuscita a non arrivare fino in fondo. Adesso guardate il L'emozione. pubblico e fatevi votare. Votateci per favore. Votate, siamo siamo arrivati, simpatici. votate. VI. Buonasera, siamo in semifinale. Io ero già partitissima proprio, è vero, salutiamo. Wow, non si direbbe così sinceramente da questa prima esibizione che siamo in semifinale, se posso proprio fare il cattivo da subito. Ma noi siamo responsabili solo per il 50%. Esatto, Quindi- esatto. Quindi ce l'asciughiamo. No, è una partenza un po' difficile, anche perché noi dobbiamo essere necessariamente più duri Più cattivi. rispetto alle Guarda cosa ho trovato qua. rispetto alle selezioni, quindi abbiamo deciso coi voti che saremo con le mani saremo un po' più pesanti. Qui c'è un problema, l'avevamo azzardato già nella prima, non capiamo il cantato di questo gruppo. Io non lo capisco, già l'altra volta l'avevo detto e avevo parlato di range, avevo detto secondo me dovresti un po' più, però oggi ho capito che la scelta è questa, cioè loro vogliono questo tipo di Ok, cantato, però, quindi cioè, facciamo un passettino indietro Indietro. rispetto allo stile e alla scelta. C'è proprio stonature clamorose, direi. Cioè, non so, io per carità non sono cantante, però. Quindi tu dici che non sono volute. Ah, questa è la tua teoria? Ma perché no? Potrebbe Perché essere no? uno stile, Perché no? no? Una dissonanza così ricercata, ma che lasciato non abbastanza perplesso. ma una dissonanza ricercata, fantastico. Io mm, consiglierei- non lo capisco, perché è un tentato lirico quasi, Un canto- ci sono sì. queste cose da soprano che sono tra l'altro difficilissime da fare, perché Esatto. oltretutto va a tentare di arrampicarsi. Ci vuole un grandissimo, in innanzitutto cose- una predisposizione a questo tipo di cantato, innanzitutto, come per tutto secondo me, e poi uno studio, una ricerca, Tanto. uno studio molto 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 determinato e molto preciso per questo tipo di cantato proprio. Il pezzo è un progressive gothic, A eccetera. me sinceramente era piaciuto È- il primo. Però quello è delle gusti, selezioni, però- per me questa è una questione più di gusti e quindi Per No, i che DI è ormai andata ha meglio fatto l'altra il volta gesto, forse, quindi- sicuramente, anzi. così, direi. così. Ai ai ai. Ai, ai, ai. Ai ai ai. Ai, ai, ai. La seconda band di oggi sono gli Heroes Die Too. Ecco qui ragazzi, allora siete in semifinale, immagino che siete contenti. Sì, siamo molto contenti anche perché dobbiamo ammettere che all'inizio magari non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente una bella soddisfazione questa. Ditemi, il vostro percorso musicale che svolta sta avendo da quando siete apparsi per la prima volta in TV? Diciamo che comunque in questo periodo ci stiamo concentrando sulla registrazione del nostro album, quindi è stato piacevole anche poter avere un po' di promozione esterna da quello che facciamo di solito. Vi hanno contattati magari dal di fuori, qualcuno? Nessuno vi ha visto? No, più che altro gente che non ci aveva mai sentiti, non aveva mai avuto idea di cosa facessero, tipo le nostre famiglie. Che bello. Quindi quando escono di casa e tornano le brutte con la chitarra, ecco cosa vanno a fare. Pesa qualcosa, insomma. Siamo qui per il vostro secondo brano in concorso. Com'è nato? Come buona parte dei nostri brani si parte di solito da un'idea, da un giro di accordi o comunque da una melodia. Abbiamo costruito uno scheletro, una struttura, dopodiché io ho scritto il testo e ci abbiamo lavorato sopra, insomma abbiamo limato, aggiunto le nostre armonizzazioni di voci, di chitarra, non posso, insomma, il nostro Marchio di fabbrica. E così è un pezzo che ormai ha un po' di tempo, però
è un bel pezzo, ci piace molto, lo facciamo ancora fuori quando suoniamo. Bene, siamo pronti per la seconda esibizione? Carichi. Are you ready? Siamo pronti per gli Heroes Die Too! Carichissimi come sempre gli Heroes Die Too. Com'è andata l'esibizione? Dai, siamo soddisfatti. Come al solito è sempre un po' una tensione partire così da freddi, però non ci sembra andata male. Perché... Meglio la prima o la seconda? Secondo me questa volta no? Sì? No? Le mettiamo alla Io mi pari. astengo. Fate Bobby. Forse la familiarità col logo ci ha fatto anche divertire di più. Sì. Permesso di essere un po' più espansivi. Una volta che sei dove il bagno la macchinetta del... Volete correggere qualcosa? Non so, un errore che c'è stato? Io manderei via il bassista. Io manderei via il bassista. Siamo tutti d'accordo, allora? Ok, ragazzi, da domani abbiamo già l'annuncio. Quindi. Dai ragazzi, guardate i telespettatori e fatevi votare. Ragazzi, votateci perché se siamo arrivati qua è grazie a voi e contiamo anche di andare ulteriore avanti.
Ci vediamo online. Ricordiamo, vogliamo conoscere Meyer. Questo è il nostro motivo per cui non sono qua. Io vorrei ribadire il voto per la mia maglietta, chi la conoscesse. Non se l'è ancora tolta. Non l'ho ancora tolta da quel giorno perché mi ha portato fortuna, però che ci porti fortuna anche oggi. E cogliamo l'occasione anche per ringraziare quelli che ci hanno votato, farci arrivare qua. Ciao a tutti. Io sono molto sincero, questo gruppo qui forse io personalmente non l'avrei portato in semifinale, però ci sono finiti e per dire la verità rispetto alla volta scorsa mi sono piaciuti di più, come se avessero fatto tesoro dei consigli del nostro buon Alessio. Sono stati molto più complici nel palco fra di loro e hanno dato una dimensione Live. molto live alla prestazione che a me è piaciuta. È piaciuto anche il pezzo, la scrittura del pezzo, anche se qui abbiamo discusso sul fatto che sembrano un po' tutti uguali, però sì, a me sinceramente è sembrato molto simile al primo, ma magari non ricordo bene il primo a sto punto. Lo stile è sicuramente quello e vabbè, lì non gli si può dire nulla, è molto Green Day come tipo. Sì, diciamo che ha dei richiami sicuramente a un certo tipo di punk per le ritmiche eccetera. Mi è sembrato tanto simile, forse come diceva Cindy. Sì, secondo me è un po' la causa magari di questa similitudine che trovi rispetto allo scorso brano è data dal fatto che loro scelgano questa melodia, questa armonia delle voci e delle chitarre e loro però dicono sia il loro marchio di fabbrica, quindi è una cosa voluta, è un filo conduttore che magari c'è nei loro brani, però cioè nell'altro. effettivamente sentire un concerto 2 ore, se è fatto sempre così, il cantato è un po' diventa un po' statico. Quello sì. Però preso a piccole dosi a me ha divertito, mi ha messo di buon umore. Sì, perché sono sorridenti. Li ho trovati Cantano tutti, li ho trovati saltano. Bravi e simpatici. Qui a fianco a me gli Only for Tonight. Siete secondi in classifica. Cosa ne pensate? Ma siamo contenti, molto contenti. Sì, decisamente molto no? contenti. Ci hanno sopravvalutato forse, un pelino. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Siamo molto felici, quello sicuramente. Sì, senz'altro. Anche il riscontro della giuria È stato inaspettato. Sì, è stato molto forse anche troppo generoso. Ci ricordiamo che siete nati quasi per sbaglio. Immagino che siete contenti di questo errore ora. Sì, siamo contenti. E continueremo sicuramente a suonare ancora insieme. Appunto, qual è stato il percorso dalla prima esibizione fino ad arrivare a questa? Simone. Il percorso, non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto un concerto, ci è venuto bene, finito il percorso. Poi abbiamo deciso di iscriverci qua. Basta. Abbiamo fatto anche un altro concerto all'Eder. Ti ricordo? Ah sì, è vero, 2 concerti. Siete famosi ormai. È vero, Famosissimi, certo. Parlateci del brano che proponete oggi. Il brano parla di un ragazzo che si sveglia al mattino e va a lavorare, no? Va a lavorare ed è un po' stufo, un po' agitato perché deve prendere il treno, va in stazione, no? Deve fare colazione sulle 7 di mattina. L'ha detto tutto ormai. Sì, vede i fumi della fabbrica che lo aspettano e poi in realtà si sveglia veramente e scopre che non ha lavoro e ci rimane male. E ci rimane male, no? Ed è un po' diciamo attuale come testo secondo me. Dato che non ho È autobiografica, insomma. Autobiografica. Bene, allora in bocca al lupo per la vostra performance. Grazie. Vediamoci gli Only for Tonight.
sentito il nuovo brano degli Only for Tonight. Domanda di rito. Com'è andata l'esibizione? Bellissimo, abbiamo suonato benissimo. Fantastico. Per me è andata bene. Per me sinceramente. Sono stati, dai, diciamo, qualche imperfezione c'è stata. Sì, Sì, beh, di sicuro. Non Però so, va sì, detto. non è che puoi fare tutto perfetto, però secondo me abbiamo suonato bene. Abbiamo Benissimo. sì. Tra groove. Eravate Quello che ho emozionati? detto la scorsa volta. Un po', se c'era anche la scorsa volta, Sì. che problema c'è? C'è sempre. Scherzo, no. Emozione? Beh, tanto sì. Tantissimo. Buon emozionati, sì. Poi io sudo quando sono sì. Poi si sa che dentro quella sala fa caldo. Sì, fa tanto caldo. Bene, guardate la telecamera e fatevi votare. Oh, ho votato, Votate, sì, votate, sì, mi raccomando. avete fatto un lavoro magnifico la prima volta, adesso ancora meglio. Votate, sì. poveri, non fai votare. Parto sempre io? Vai. Beh, direi una bella conferma, non so se voi siete d'accordo. Assolutamente sì. Ci sono ripiaciuti e oltretutto hanno avuto anche la bravura di preparare un pezzo che non era una fotocopia dell'altro, che poteva essere un rischio. poteva essere, però poteva anche essere una conferma, e quindi si sono misurati in qualcosa che sta sempre nel suo genere, però un po' diverso, e ci sono ripiaciuti. Ripeto, questi qui sono dei ragazzi che possono fare veramente se posso dire una qualcosa di- cosa, quello che mi piace di loro è che hanno una semplicità abbastanza disarmante sia nel modo di comporre, nelle strutture, negli arrangiamenti, anche nei testi. Cioè arriva tutto in maniera semplice e immediata. Arriva, che non è così scontato. Arriva, però arriva in maniera semplice. No, Può ma arrivare sai- anche in maniera più elaborata. Sai perché? Però Perché sono ci proprio- sono le idee, perché ci sono le idee. La confusione normalmente si crea quando ci sono le famose poche idee ma confuse, dove per far venire fuori qualcosa sei costretto a infarcirla continuamente di altre cose. Quando le idee ci sono chiare, limpide, cosa dici? Cindy, Io illuminaci. sono innamoratissima di loro, l'ho già detto l'altra volta, e l'altra volta dissi che quel pezzo era una probabile hit. Quest'altro mi piace molto, e anzi, nel momento in cui farete il vostro disco, se avete bisogno di una corista o un duetto, mi va benissimo, presente, se avete piacere chiamatemi, perché mi piace veramente tanto questo gruppo. E questa è una vera Sì, sì. dichiarazione d'amore, Sì. quindi a questo punto approfittatene. certo. Quarto concorrente in gara oggi, il Soqquadro. Ciao ragazzi, siete Ciao. contenti Ciao. di essere ancora qui? Certo che siamo contenti, almeno io personalmente non ci speravo neanche un po', cioè ci speravo ma non ci scommettevo niente, che dal voto della giuria, se non sbaglio, eravamo sesti e mancavano ancora 8 gruppi da esibirsi, abbiamo detto insomma tenersi 2 posti lì per entrare negli 8 ci sembrava molto improbabile. Poi l'altro giorno mi ha mandato un chat, ce l'abbiamo fatto, quindi Questo- super contenti. Questo è già un gran bel traguardo. Certo. Pensate di poter arrivare in finale? Ci speriamo, più che pensiamo. Sì, noi ce la metteremo tutta, ma vedremo insomma se piacerà la canzone, se saremo convincenti, se la faremo bene. Il vostro nuovo brano, appunto. Quando, come e perché? Allora, come hai detto giusto, perché si intitola Come semplice parlare e parte da una riflessione che abbiamo fatto noi, che penso si sia visto un po' anche nella puntata che abbiamo registrato prima, che siamo persone abbastanza pacate, tranquille. Il fatto che di solito quando la gente si arrabbia tende ad urlare, ad arrabbiarsi e non ad ascoltarsi e capirsi parlando tipo a bassa voce, abbiamo cercato di contestualizzare questa cosa nel testo e nella canzone, dicendo appunto già nella prima frase come semplice parlare a bassa voce senza urlare. Cioè ci si può capire anche senza alzare la voce, senza prevaricare l'altro, e tutto questo gira intorno a questa cosa. Poi il ritornello enfatizza il fatto di dire cosa vuoi da me. Il rispetto non è che si vende, lo compra il mercato, cioè ce l'hai dentro ed è una cosa che la devi coltivare, ecco.
Quindi il senso di tutto gira attorno a questa tematica. Bene, siamo tutto orecchi per il sottosquadro. Come semplice parlare a bassa voce, senza urlare, non c'è bisogno di strillare per farsi capire, per farsi ascoltare. Abbiamo visto il sottosquadro
Com'è andata l'esibizione, ragazzi? Ma abbastanza bene, dai, a parte che siamo venuti un po' scaturiti perché eravamo in super ritardo, però non dovrebbe essere andata bene, insomma. Bisogna faticare. Bisogna faticare, sì, in tutti i sensi. Vi siete piaciuti? Non lo so. Sì, noi sappiamo che ci sono magari sempre degli errorini, delle cose da migliorare, quello è indubbio. Però nel complesso, bene, dai. Ragazzi, adesso fatevi votare. Votateci, vi prego! Dai che almeno suoniamo su un palco una volta, perché qua per arrivare in finale bisogna farsi uno così. No dai, votateci. Grazie. Via, ultimo gruppo della giornata, delle semifinali. Di questa prima semifinale. Della prima semifinale. E per me sti ragazzi hanno fatto meglio anche della volta scorsa. Io non c'ero la volta scorsa, quindi sono un po' svantaggiato nel giudizio. No, mi in sono realtà li ho visti in piaciuti. trasmissione. Ci hanno messo ancora qualcosa di più. Il pezzo era buono. Il pezzo a me è piaciuto un sacco. Il pezzo A me è piaciuto più quello dell'altra volta, devo dire la verità. Mi è piaciuto di più. Vabbè, gusti, sempre uguali, non possiamo. No, il pezzo l'ho trovato carino dal punto di vista compositivo. Mi sono piaciuti il batterista, l'ho visto più dinamico rispetto all'altra volta, non sufficientemente dinamico mi sembra per Alessio. No, più che altro mancava un po' di grinta secondo me. Un po' di pacca o di... Ma proprio no, lo vedevo un po' seduto come approccio proprio sullo strumento. Sempre molto bene il cantante. Il cantante che l'altra volta aveva un po' di raffreddore, credevo che questo timbro fosse dovuto al raffreddore e invece ce l'ha. E quindi sono molto contenta di aver potuto risentirlo senza raffreddore e quindi poter dire che sì, mi piace molto. Ha molta personalità. Ha molta personalità sul palco, proprio come sta sul palco, come si muove, l'approccio anche con la telecamera, ha giocato tantissimo con la telecamera e sì, mi piace il cantante, sì, devo dire la verità. Il cantante è bravo. Bel timbro, bellissimo. Se posso timbro. dare un consiglio al chitarrista, molto bravo, molto preparato. Magari ascoltati qualche disco che sia stato registrato dopo il 1989, nel senso che l'arrangamento e comunque il suono, tutto quello che hai fatto. Ma è un suono Ibanez. Mi rivolgo, appunto. Vabbè, a lui piace quello. Cambia anche chitarra per suonare questo genere. No, a lui piace quello ed è giusto che suoni quello. Ragazzi, non è una critica, è un'osservazione dal mio punto di vista, che purtroppo avete la sfiga, io sono seduto qua e quindi dico quello che penso. Vabbè, ma lei crescerà, ascolterà altro e cambierà magari chitarra, cambierà gusto di suono e quant'altro. Tecnicamente la solo l'ha fatto bene. Nulla da dire. Un po' sullo stile un attimino vecchiotto, ecco. Considerando che sei l'unica chitarra e che l'arrangiamento gira tutto su di te, magari ascoltati qualche dischetto più moderno. Però sei bravo. Molto bravo. Una parola per il bassista, perché non abbiamo detto niente. Bravo. Pompa, sì, è lì, si mette là, fa il granitico. Supporta bene. Granitico è fantastico. E a me piace anche chi suona il basso. Abbiamo visto i primi 4 semifinalisti. Andiamo a conoscere il voto della giuria. Il giudizio della giuria è stato dato, ma quale sarà il vostro? Le votazioni via mail si chiudono qui, ma voi potete continuare a votare su www.thegroovefactorycontest.it. Buonanotte a tutti, ciao ciao!